tifosi del Napoli. Attenzione perché la trattativa per Dan Ndoye si sta surriscaldando e l'ultima mossa del Bologna potrebbe essere il segnale definitivo che la strada è libera per l'arrivo dello svizzero a Napoli. Sì, avete capito bene. Il Bologna, che è già in trattative avanzate con il Napoli per Sam Bokema, sta anche affrontando la possibile partenza di Ndoye e ha già bloccato il suo sostituto, Federico Bernardeschi. Secondo le informazioni del quotidiano La Repubblica, l'accordo salariale con Bernardeschi è già stato raggiunto. Stipendio di 2 milioni, tetto standard del club. Ma il Bologna intende ufficializzare questo ingaggio solo se perderà davvero Ndoye. E questo, tifosi, cambia tutto. Ma prima di raccontarvi il retroscena di questa mossa e cosa succederà dopo, rafforzate il canale con un like. Iscrivetevi e attivate il campanellino, perché qui troverete informazioni dietro le quinte. Con analisi e passione per il nostro Napoli. Andiamo al sodo, Ndoye ha già dato il suo sì al Napoli. Cioè, il giocatore vuole il club, vuole lavorare con Antonio Conte e vede in Napoli un'evoluzione sportiva. Soprattutto con la possibilità di giocare in Champions League e di far parte di un progetto ambizioso. Quello che non è ancora stato chiuso è l'accordo tra i club. Il Bologna continua a chiedere 45 milioni di euro, cifra che il Napoli considera troppo alta. Tuttavia, con la sostituzione già pronta e Bernardeschi in attesa solo dell'ok finale, è chiaro che il Bologna si sta già preparando a liberare Ndoye. Questo dà più potere negoziale al Napoli, che dovrebbe sfruttare questa finestra per spingere per una riduzione dei valori. Nel frattempo, Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, è concentrato sulla chiusura dell'accordo con Bokema, altro nome importante in questo mercato azzurro. E, secondo fonti interne, non appena Bokema sarà confermato ufficialmente, Manna dovrebbe concentrare tutti i suoi sforzi per concludere l'operazione Ndoye. Con il giocatore già allineato e il Bologna sotto pressione per agire, tutto sembra indicare che la trattativa sarà risolta prima ancora che la squadra si rechi a Di Maro, dove si svolgerà il ritiro precampionato. Conte vuole la rosa pronta e con alternative offensive, e Ndoye è esattamente il tipo di ala che apprezza. Esplosivo, versatile e con disciplina tattica. Inoltre, il Bologna sembra non voler trattenere chi non è concentrato al 100% sul progetto. Ndoye, pur essendo rispettoso, ha già manifestato la sua volontà di andarsene. E il Bologna, chiudendo l'accordo con Bernardeschi, ha chiarito che è pronto ad andare avanti senza di lui. Ora la mossa spetta al Napoli. Definire i termini finanziari e assicurarsi un altro tassello fondamentale per questa nuova squadra che sta prendendo forma sotto la guida di Conte. E ora, come sempre, la parola è tua, tifoso azzurro. Credi che Ndoye sia il nome giusto per rafforzare le fasce del Napoli? Con Noah Lang praticamente chiuso e Kvaratskhelia titolare, Ndoye arriverà per essere un giocatore di rotazione o titolare in un nuovo schema tattico? Commenta qui sotto, perché la tua opinione è fondamentale per arricchire questo dibattito. E naturalmente, se ti è piaciuto questo aggiornamento dal dietro le quinte del mercato, lasciaci un super grazie. Perché questo rafforza molto il nostro canale e ci permette di continuare a portarti tutte le novità del Napoli. Con credibilità e passione. Forza, tifosi azzurri!